Ieri vade la giornata, pasaremo un'eridade, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto primiero gran fullan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta fermi alla mamma, tutto primiero gran fullan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta fermi alla mamma, e non sta là lontan lontan, sta fermi alla mamma. Buondì Fruz, ben rivats! Daria mi ha regalato questi libri sull'era glaciale che ha scritto col suo gruppo di studi. È un libro multimediale, o sintarin la voce di Daria e ovvio darin ciò che succedeva in tante ultime grandi glaciate, 11.000 anni fa. Sarà quasi come tornare in da urta al tempo. Il territorio dal Friul, all'iere cuvier di une coltre di glace. Le ultime ere glaciali, il front dal glaciar dal Tiliment arrivava fin là che come alle Udin, più in giù a in prats e steppis e tacche che o clamin la basse a in boschi di roi e di pec. Spettacoloso questi libri, bisogna che io faccia complimenti a Daria appena che le viot. O hai l'impressione che sei di chi dentro? Questo rumore? C'è Isa? Oh, c'è maravè! Un gruppo di mammut è appena venuto a bevi. Sono boccons. Sono agli elefanti, ma hanno il pelo lungo e fisso. I loro relis sono nevore picciolis rispetto al cuore. Proprio così, chi al dis che la loro pelliccia fisse e un biel strato di grasso gli aiutavano a vivere al freddo. Anche i rinoceronti pelosi, gli orsi e i bisons erano così. Mi pare di sentire qualchidun al chiamine. Sono persone dal Paleolitico che vanno a cercare di mangiare. Oh, svelte Daria, prima che le invie! Scusate, Fruz, per un momento mi sei fatta chiappare o pensavi che Daria fosse dentro i libri? Sono tutti un evore indaffarati, sono vistus di piels di bestis e a cirin perdut alc di mangiare. Tal Paleolitico, ieri in chiacciadors era quei dors. Parvivi si spostavano da urdes bestis e a mangiavano ciò che offriva la natura, come pomis, fongs, lidris e qualche uf. Avevano un stile di vita un evore attivo, anzi sfadioso, cui sa du là che vivevano, magari lo spiega più indenante. Vie per glacial, la inte chiatave sottet tes grotis. Queste è grandone e sulle sparezza son pitturadis senis di chiacce. Ogni dun al faseva i suoi lavors, cui cal sbeccolava gli spieris e cui cal quinciava gli spiels des bestis schiacciadis. Non stracciavin proprio nue, a mangiavin la chiar, cui gli spiels a fasevin vestits, chialciaduris e tendis per ripararsi, e cui ues a fasevin impresci come gusielis o racins. C'è spettacolo in questi libri, imparare è tanto più facile e divertente in queste maniere. Fasin un gioco. Mandi Fruz, benvenuti te Ete Glacial. Fasin un gioco per vedere ciò che si visais dal viaggio di Daria. Prime domande. Il front dal glaciar dal Tiliment, te ultime Ete Glacial, arrivava là che comò alle A. Paular, B.
Udin. C. Maran. Esatto, Udin. Ben fatte. Per inglese lo chiami bear. Ma che bestie ise per Furlan? A. Il mammut. B. Il bisonte. C. L'orso. Proprio lui, l'orso. Per inglese il mammut è mammoth e il bisonte bison. Fasi in conto che una persona d'era glaciale us invidia mangiare. Ci può dare sia frius? A. Patatis frittis. B. Us di dinosauro. C. Fonks. Us hai fatto un scherciut, mi perdonai so? Noi è us di dinosauro. Noi eren già plui. Per in d'era glaciale, agli era più facile chiappa sui fonks. Ma Manfruz. Dammi chi la tua manute, che ti conti una storiute di un mondo plen di magie, di amis e fantasie. Sino duci dodis? All'era una volta un siorut che si chiamava Virginio. In chiarnia lo conosceva in duci, per via che all'era pure in candele. Non aveva né una chiesa, né una famiglia, né un lavoro. E tocchiava i cori a tor di paese in paese a cirì un toc di pan e un ripar pegnot, magari in cambio di qualche lavorut. Una sera, sul principio de vierte, al capità des bandis dal bosco di Pierabec, ma nessuno voleva dai ricette. Noi noi c'è mangià, i diseri in tune chiase. Raus, che hanno le pues per pecciotars come te, i diseri di un'altre bande. E così, puor Virginio, plen di fan e di fred, al chiatà riparta al bosco, so di un arbol, ma te mari de gnot, al glusvea. Si sentiva innanzi tan lontan un trop di lor che con voce basse soturne a disemin. Sino duci dodis, sino duci dodis, sino duci dodis. Prima che l'uvo al massim, Virginio si platà da ur di un'ecise e al viodè dodis o menons con su une tonie blanche e une cappe a ponte che platava la muse. A ierin i dodis sassins dal canal di Guard che attornavi di chissà quale robarie. Passats che a forin Virginio s'indurmidì. E anche la di dopo, non savindula là, al tornà a dormì so di quel stesso arbol. Anche che sviac alla stesse ore al tacà sentì. Sino duci dodis, sino duci dodis, sino duci dodis. Si platà in moda ur decise, ma quanche al passà l'ultim sassin, lo stramurtì con tunera clade. Gli avai vestiti e la cappe, sai mette su, e di buride al tornà a mettersi in file con che gli altris, murmugliando anche lui, sino duci dodis, sino duci dodis, sino duci dodis. I sassins a camminare a mani al furpa al bosco, finché arrivare in davanti une pissande, che da urvie e platava un passaggio segreto che almenave fin a una grande chiase. E ieri la cove dai 12 sassins dal canal di Guard. Dopo gli entrati in chiase, che ieri plene di bes e diamants e giois da pardut, che il più grande e grues al disè. Anche per usgnotto vin robat e assassinat. Poi hai là i sac sculau e mettensi a dormire.
che anche domani avremo un biel ce fa. Virginio al procurà di mettersi un chianton e si diava alla cappe dome quant avevan di studadis tutti gli stiandellis per non farsi cognossi. Quando che duccia dormivin par ben, al chiapassù un sac grandonon, al butta dentro i ducce che al podè e a stiampà via. Che gnot, Virginio al diventà il più sior de chiarnie e va di tutti il Friul. Ma aveva di stiampà lontan, perché nessuno si domandasse, ma si messa sins, ciò che aveva fatto così tanto beis tutti in un colpo. Al decidein allora di la state basse furlane. Al tacà a farsi clamà Sef, al comprà un gran talbierc e si maridà con tune bielle femmenute di non corine. Per qualche anno al vivebe non, finché un dì sassins a venirin a savè che Iuppe basse al viveve un culacenti arniel e plen di beis e che la femmine, quando che si rabbiave con lui, gli diceve «Torna in monta a fa il pecciottar». Insomma, a ieri in sigurs, cagliere lui quel che urveve portat via tutto. E così a organizzare un'espedizione per Chiastialu. Si platarin dentro di une botte grandonone e le facerin consegnate cantine dall'albierc. «Usai portat che ste botte di vin neri?» disse al lumenut che almenava il chiar al famei dall'albierc. «Ma no, non lo vin ordinate», disse il famei. «Alle già tut paiata», al giuntà pront lumenut. E così la botte e fu portata in cantine. A un cert pont, Teo starie dall'albierc al finì il vin. E così corine e correiu in cantine a Chiolilu. Ma rivade iù e tacà sentì che dentro le grandi botte qualchidun al murmugliave. «Sino tutti dotis, sino tutti dotis, sino tutti dotis». Plene di pore e tornà su a avvisare il som. E allora lui disse: «Corine, muoviti, va lì dal spoler e metta a bulì il vueli te pegnate più grande che tu has». Quando che il vueli al diventà bulint, lo portare in iute cantine e con tune plere lo buttare in dentri de botte. Il sassin s'attaccarin a caina e a muovisi così a fuart che la botte si rompe in 1000 tocs. E così a stiampare in vie, corrente tanche spirtaz, di che volte nessun al savè più nuie di loro. E tutti i veri nagrata Virginio parve deliberati il Friul di che il trop di sassins. Daria, arrivi dall'amp. C'è mut vighi? Vuoi tu sapere se per i frutti dette glaciale esisteva già la scuola? Beh, non era la scuola, ma avevi di imparare i stessi c'è tanti robis. Aiutavano gli adulti per capire c'è mut lavorare gli spiels e costruire duc impresci che accoventavano e bisognava conoscere bene il territorio. Sì, avevi di imparare anche dove erano aghe e pomis, quali plantis e fongs che si potevano mangiare e quali che erano velenosi, dove che a sottet e tanti altri robis. C'è mut, la scuola di voi ti somè più facile. Al podare essi, c'è pensai se voi altri frutti? Maman. Ieri vade la giornate, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, con ti se mostri, ogni dì si fa così, tutto primier do gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan, lontan.
San. Non sta pierditi, papà, non sta là.